doppia battuta. Nuraghe Barizones, a cui comunque abbiamo dato la voce che mi dava, e oggi stiamo adesso in questo momento, perché siamo live, non dimenticate ormai, altro nuraghe, siamo in Perdas de Fogo. Anche se comunque quando si parla cerchiamo di salire e ci rifacciamo un attimo gli occhi con questo splendore di posizionamento di blocchi calcarei classici, come abbiamo visto ormai qui della zona di Perdas de Fogo. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Una struttura che potrebbe sembrare anche complessa per come è fatta. Vediamo un po' anche qui. Speriamo di mandarvi le immagini live in maniera eccellente. Questo sicuramente non è qualcosa che risale all'epoca del nuraghe, ma è qualcosa di più giovane, anche se comunque vediamo la maestria comunque tramandata anche ai giorni d'oggi. Non sarà molto recente, ma sicuramente è qualcosa di questo secolo, probabilmente per il bestiame o come rifugio dei pastori. Eccoci qua, avvolgiamo un attimino quello che potrebbe sembrare il perimetro. Eccoci qua, guardate qua questa ossatura di questa struttura. Qui purtroppo si vedono i risultati del crollo, i blocchi di calcare sono caduti, ma noi vediamo un attimino di risalire questo crollo. Eccoci qua, sembrerebbero della sorta di terrazzamenti questi, o forse no, forse c'è qualcosa qui, c'è qualcosa, sì, c'è qualcosa di crollato, si intravedono qui degli ambienti, sì, si intravedono degli ambienti. Ecco qui, aspettate. Questa forma semicircolare che è stata comunque riempita dalla terra e dai crolli. Guardate qui un attimino, infatti, la distanza che ci separa dalla base. Forse qui da dove il telefono a terra ci saranno, pensiamo, 3,5 metri o 4. Vediamo cos'altro custodisce. Siamo nel nuraghe Perdugedo di Perdas de Fogo. Eccoci qua, saliamo un attimino più su. Qui vediamo altri filari che parlano di qualcosa che ha delle forme. Anche qui ce ne sono delle forme circolari, probabilmente sono state sottoposte purtroppo alle azioni del tempo. Eccoci qua, una torre, ecco qui, vediamo, signori e signori, signore e signori, eccoci qui, c'è una torre primaria qua, guardate un attimo,
scendere giù con cautela, è bellissimo, non è così poco comprensibile, c'è molto da dire qui, anche se siamo in mezzo alle pietre di crollo. Un ingresso ad un mastio di una torre sicuramente a Tolos. Ecco qui, eccoci qua, guardate che cosa c'è, che bello qui. Live, purtroppo abbiamo provato ad entrare nella nicchia lì con una copertura a Tolos, ma non ci ha consentito la connessione farvi vedere quello che volevamo farvi vedere. Ok, scendiamo un attimo qua per capire un po' meglio. Quindi c'era una torre primaria qui, un mastio chiaramente svettato e non poco anche, tutto il risultato del crollo. Pensiamo che probabilmente qui possa mancare un'importante porzione di nuraghe di torre, un'importante di svariati metri, forse dagli 8 ai 10 metri di torre, ma comunque molto c'è ancora. Come vediamo si vede la costruzione circolare, che sicuramente entrava in contatto con gli ambienti che abbiamo visto prima. Abbiamo intravisto, ci ricorda un po' il nuraghe Mereu di Sarroch, delle celle inferiormente. Proviamo a riscendere qui, che sono state comunque tappate dal crollo. Come vedete qui che portava sicuramente da qualche altra parte, qualche altro ambiente, fosse un cortile, fosse in collegamento un po' in questa struttura che diremmo certamente trattasi di una struttura complessa, che comunque ci dà molte indicazioni nel merito. Vediamo qui, ci deliziamo della piana di Pedras de Fogo, che comunque pullula di tesori nuragici di archeologia sarda, civiltà sarda molto copiosa in questa zona, ma comunque sappiamo che in tutte le zone la civiltà sarda ha molto da dire, perché comunque abbiamo un territorio regionale che è comunque ricoperto ampiamente da strutture archeologiche. Allora, siccome non ci consente di entrare dentro la connessione, vediamo un attimino cercando di capire meglio questa struttura. Come vediamo qui probabilmente c'è la nicchia che dava ad una fase esterna qui ormai crollata, o poi comunque in parte sepolta, perché come vediamo qui sicuramente ci sono solo esclusivamente risultati di crollo, comunque terra, che vanno a coprire comunque un perimetro murario molto possente, come è solito e classico dei nuraghi. Come vediamo qui, infatti, come abbiamo ripreso all'inizio, abbiamo una struttura comunque imponente. Purtroppo qui, come vediamo, le pietre sono crollate, probabilmente aveva una struttura non propriamente circolare, direi, ma come vediamo dal muro che è rimasto, che disegna una linea praticamente diritta, anzi un attimino convessa verso l'interno, quindi concava ai nostri occhi, che è qua, e comunque dà una forma abbastanza particolare. Comunque, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, non dimenticando di iscrivervi al canale, perché comunque sappiate, come già vi è stato più volte esposto, che comunque noi andiamo in cerca di tutto quello che è la nostra storia. Nuraghe Perdujedu, Pedras de Fogo, molto interessante, una struttura che comunque
sicuramente dominava questa zona, dominava anche per il controllo, perché comunque con tutte le... abbiamo la fonte nuragica Giovanni Buddu che sta qui alla nostra destra rispetto alla visuale che voi vedete. C'è molto da dire. Comunque vi mandiamo il più grosso abbraccio, ricordandovi di non dimenticarvi di iscrivervi al canale e cercheremo sempre e comunque di cercare tutto quello di nuragico che c'è, e voi assieme a noi dovete aiutarci con altrettanto e altrettante riprese, altrettanto chiamiamolo anche sfogo, altrettanta giustizia per queste strutture. Ok, siamo sardi e ce ne vantiamo. Ciao amici, un abbraccio, a presto.